l'immunità di gregge, un Veneto su due ha ricevuto la prima dose di vaccino. Zaia, situazione Covid in remissione totale, battaglia quasi vinta e sulla mascherina ribadisce via a luglio. Intanto Mestre, il leader della Lega, prende una posizione netta sul tema dei vaccini per i giovani dai 12 ai 16 anni, in contrasto con la linea del Veneto e le dichiarazioni di Aifa e di Palù. Tragico schianto lungo la Romea, Canavella d'Adige, 23 anni di Chioggia, muore in sella alla sua moto nell'impatto contro un'automobile, il traffico va in tilt. 1 migliaio di persone allo stadio di Rosà per l'addio al 28enne cantante ucciso da una leucemia fulminante. Michele Merlo, i genitori lo ricordano con le parole di una sua canzone. Domani a Venezia manifestazione solidale per l'ex ricercatore dell'OMS, autore del dossier sulla gestione della pandemia in Italia, fatto sparire perché poco gradito ai vertici dell'organizzazione. Nuovo polo Amazon nel Trevigiano, stime a tinte fosche dell'ente bilaterale del commercio, dei 1.400 posti di lavoro promessi ne resterebbero solo 424. Un anno fa l'incidente ad Alex Zanardi, che ora ha ricominciato a comunicare con la sua famiglia. Continua la battaglia del campione per tornare a vivere. Sant'Antonio, dopo la maratona in diretta di domenica scorsa, fra 2 giorni il gruppo Media Nord-Est racconterà ancora in diretta il viaggio di ritorno della Relipia a Venezia, un'altra grande giornata di fede e di festa. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione veneta dei nostri notiziari. Partiamo subito con le dichiarazioni del presidente veneto Luca Zaia dal San Bortolo di Vicenza di questa mattina. Il punto sulla situazione del Covid, ma soprattutto sui numeri della campagna vaccinale. È una situazione assolutamente in remissione totale, nel senso che abbiamo un'incidenza che è sotto gli 11 casi ogni 100.000 abitanti alla settimana. Ore 13, mentre il governatore Zaia sta inaugurando la nuova sede del SUEM 118 provinciale nella sede dell'ex seminario a Vicenza, la regione aggiorna i dati sulla campagna vaccinale in tempo reale. 2.436.149 veneti hanno già ricevuto almeno la prima dose, 3 milioni e mezzo i vaccini somministrati tra prima e seconda dose, insomma almeno un veneto su 2 ha iniziato il percorso vaccinale. Cala drasticamente l'occupazione negli ospedali, sia terapie intensive che ovviamente area non critica, e siamo arrivati ormai a circa un 2% di occupazione. Considerate che il limite da area rossa è 40%, noi siamo 2%. Il trend in progressivo miglioramento è con un indice di trasmissibilità del virus allo 0,67%, proprio nel giorno in cui diventa realtà, con la firma del decreto di ieri, la possibilità di tornare a muoversi liberamente in Europa se provvisti di Green Pass a partire dal 1° di luglio. Lo dissi ancora, penso, ad aprile dell'anno scorso, 2020, e parlai di passaporto sanitario, sembrava quasi una roba da dittatura. La verità è che se vogliamo circolare abbiamo bisogno di un certificato. I veneti ce l'hanno già. Mentre per chi arriva dal Regno Unito, il ministro Speranza firma un'ordinanza che indica una quarantena di 5 giorni più tampone per proteggere il paese dalla variante Delta, che in Gran Bretagna sta già facendo impennare i contagi. Mascherina, una partita che il presidente Zaia dà chiusa già per il mese di luglio. Non possiamo arrivare a Ferragosto. Immagino che con luglio questa sia un'altra delle partite risolte. Intanto a Mestre oggi Matteo Salvini, leader della Lega, rilancia lo stop all'obbligo della mascherina all'aperto, ma prende una posizione controcorrente per quanto riguarda le vaccinazioni ai giovani dai 12 ai 16 anni. Sentiamo. Per quello che riguarda bimbi e ragazzi invece io ci andrei molto più cauto. Perché andrebbe cauto sui vaccini ai più giovani? Perché parlando di Europa la Germania appunto consiglia i vaccini ai più giovani solo se hanno altre malattie. E siccome non c'è nulla di certificato, se uno è un fragile va tutelato. Se uno è in buona salute è meglio aspettare. Meglio aspettare, quindi, ribadisce da Mestre il leader della Lega Salvini, a pochi giorni dalle ampie rassicurazioni espresse proprio sui vaccini per i teenager a Palazzo Balbi dal trevigiano Giorgio Palù, presidente di AIFA, invitato a riferire dal governatore Zaia. Netto lo scarto anche con gli appelli delle ULSS del Veneto a ragazzi e genitori sulla sicurezza del siero. Insomma, l'ennesimo fronte aperto tra politica e scienza, e forse all'interno della stessa Lega in Veneto. Più in generale per Salvini dall'emergenza occorre passare alla convivenza. L'obiettivo è di riaprire tutti i locali, anche i locali da ballo, dal 1° luglio, di non avere più l'obbligo delle mascherine dal 1° luglio. Temi che il segretario leghista ha affrontato poco meno di 24 ore fa con il premier Draghi. Abbiamo parlato di rinvio delle cartelle esattoriali,
che è un altro degli obiettivi della Lega, di riforma fiscale, di taglio dell'IRPEF, di riforma della giustizia. Un dialogo positivo, assicura Salvini, tanto da blindare l'esecutivo. Noi siamo al governo e ci rimaniamo fino all'ultimo istante in cui l'Italia ha bisogno di riforme e quindi non diamo scadenze. Certo, l'armonia con gli alleati di governo va a fasi alterne. Quando il PD propone lo ius soli o la tassa patrimoniale o la tassa di successione, ovviamente ha nella Lega al governo il no, il secco no. Ma i problemi stanno anche in casa e riguardano la riorganizzazione del centrodestra, con il leader della Lega che rilancia il progetto di una federazione. Conto di rivedere a breve Berlusconi, ovviamente offriremo la collaborazione, la partecipazione alla federazione anche a Brugnaro. In Veneto, per fare il punto con gli amministratori, Salvini chiede maggiore coinvolgimento degli enti locali nella recovery plan. Assolutamente fondamentale che ci sia un maggior coinvolgimento di comuni e regioni per i prossimi anni, perché ci sono 200 miliardi da spendere con le regioni. Inevitabile in questa partita rilanciare l'autonomia. L'anno e mezzo di Covid ci insegna che l'autonomia, se gestita con intelligenza, è una risorsa per il Paese. L'autonomia per noi è il futuro. Domani a Venezia, manifestazione solidale per Francesco Zambon, il ricercatore che con il suo dossier sulla gestione della pandemia in Italia ha scoperchiato un caso sparito poi dal sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché poco gradito. Dopo le dimissioni è stato costretto addirittura a vendere casa. È possibile che le abbiano fatto il vuoto attorno? Sì, è possibile, comunque soprattutto certe strade sono sicuramente precluse, questo senza dubbio. Ci sono delle proposte in atto, sicuramente comunque diciamo che il mio nome può fare una certa paura perché viene associato a trasparenza e la trasparenza non è una cosa sempre gradita. Quando l'amore per la verità costa caro. Francesco Zambon l'ha vissuto sulla sua pelle, da guida della sede dell'OMS di Venezia a senza lavoro e con il vuoto attorno. Non di tutti, certo, visto che fin da subito è nato un comitato spontaneo di cittadini da tutta Italia a suo favore, lo stesso che domani alle 11 manifesterà per lui in contemporanea a Venezia, in campo San Geremia, e a Napoli, in piazza del Plebiscito, tutti con Francesco Zambon. Certo, resta la vicenda di uno scienziato di caratura senza occupazione e costretto a tornare a vivere in famiglia. Le dimissioni dall'OMS e la conseguente rinuncia al TFR, l'impossibilità di poter vivere in una casa a Venezia senza entrate e la scelta di cambiare per il momento vita. Nel momento in cui ho firmato le dimissioni ho anche firmato lo stesso giorno un contratto con un'agenzia per le affittanze brevi ed è anche in vendita in realtà la casa. Sì, e quindi sono in un micro appartamento in montagna di proprietà della famiglia. In mezzo alla baraonda del caso dossier, quel documento sulla gestione del Covid in Italia, redatto con obiettività, è sparito quasi subito dal sito dell'OMS perché accertava il mancato aggiornamento del piano pandemico dal 2006 e narrava di un Veneto che, dati alla mano, aveva gestito meglio di Roma il ciclone Covid nella prima ondata. Le fortissime pressioni dall'alto tollerate per mesi fino alla decisione di dire addio. Una battaglia ancora aperta, raccontata nel libro Il pesce piccolo e affrontata anche con ironia su quella trasparenza poco amata da qualcuno. A questo punto mi aspetto di fare da testimonial di una gioielleria, forse per diamanti. A questo punto sarebbe più appropriato piuttosto che per la sanità. O di un'acqua liscia. O di un'acqua liscia, sì, esatto. Paolo, Amazon di Roncade, occupazione, solo il 18% dei contratti sarebbe a tempo indeterminato. I sindaci del territorio fanno fronte comune per una negoziazione. Dei 1.400 posti di lavoro promessi da Amazon dall'apertura dell'annunciato centro di distribuzione di Roncade ne resterebbero solo 424 a fronte dei 976 destinati alla cessazione e tra i lavoratori assunti solo il 18% conterebbe sul tempo indeterminato. La metà dei contratti rivolti a persone inferiori ai 30 anni, 2 su 3 uomini. Professioni qualificate solo per il 19,2%. Un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla proiezione dell'ente
bilaterale per il commercio di Treviso, che si è basata su quanto accaduto in altri 7 siti Amazon già presenti sul territorio. Le valutazioni sull'impatto socio-occupazionale presentate oggi danno degli elementi di preoccupazione significativi, soprattutto sulla qualità della contrattualistica messa in campo, sul livello dei redditi, sulla precarietà del lavoro che viene offerto. Indubbiamente siamo di fronte a un fenomeno macro, ultralocale, e abbiamo la necessità di offrire al nostro territorio, ai lavoratori e alle imprese delle risposte che siano coerenti con una prospettiva di futuro. Obiettivo: negoziare l'insediamento Amazon in un'ottica sovracomunale tra enti locali, associazioni di categoria, parti sociali, visione sostenuta anche dal prefetto Maria Rosaria Laganà e condivisa dai sindaci che, come ha espresso il presidente dell'Anci Veneto Mario Conte, si mettono a disposizione per cambiare le regole e cominciare un percorso di lavoro per una riforma dei rapporti fra enti locali ed Amazon e fra Amazon e consumatori e lavoratori. E di avere quindi un confronto sereno ma schietto anche dal punto di vista della tutela occupazionale. La sicurezza sul lavoro e la qualità del lavoro sono fondamentali per la nostra amministrazione e per la nostra comunità. Il tutto volto alla salvaguardia del territorio, su cui la ricaduta occupazionale risulterebbe peraltro minima. È un'occupazione prevalentemente maschile per 2/3, è un'occupazione soprattutto che solo in piccola misura è di matrice locale. Non solo impatto occupazionale, ma impatto su traffico, viabilità, infrastrutture che insistono attorno al colosso. Un dibattito che coinvolge l'intera provincia di Treviso, al momento interessata da 3 poli logistici: Roncade come centro di distribuzione di 60.000 metri quadri, quello di smistamento nell'area ex Scardellato a Treviso e quello di Riese Pio X, con importanti ricadute previste sugli assi viari del Terraglio, Treviso Mare, la Feltrina e la Pedemontana. Riparte la stagione turistica più o meno al 40%, 4 ore di sciopero oggi negli aeroporti del Veneto, Verona, Venezia e Treviso. Adesione massiccia allo sciopero di 4 ore dei lavoratori degli aeroporti veneti, promosso da tutte le sigle sindacali. Al Marco Polo si sono fermati in migliaia per richiamare l'attenzione in particolare della Regione sui loro problemi. La Regione deve attivare tutte le misure di politica attiva e del lavoro per provare a sostenere questo settore, ma contemporaneamente la Regione può anche immaginare e attivare degli ammortizzatori sociali per chi l'ammortizzatore sociale non l'ha ancora avuto. Chi sono? Sono purtroppo gli stagionali. Gli stagionali da 1 anno e mezzo non hanno nessun tipo di ammortizzatore di sostegno economico. Da marzo 2020 i dipendenti della Save hanno lavorato non più di 5 giorni al mese. Più grave è la situazione degli stagionali, tra questi gli addetti alla sicurezza dell'aeroporto. La Triveneta di Sicurezza già ci ha annunciato che alcuni servizi della Triveneta di Sicurezza saranno affidati a un istituto di vigilanza esterno. Quindi non richiamerà i stagionali, i determinati, che stanno a casa da 1 anno e mezzo senza nessun paracadute sociale e senza retribuzione. Chiediamo che i lavoratori determinati vengano richiamati. Stanno da 1 anno e mezzo, hanno fatto 4-5 anni di aeroporto e non è possibile che l'azienda Save, in questo caso di Triveneta di Sicurezza, si comporti in questo modo. I lavoratori aeroportuali precari sarebbero migliaia in Veneto, 1.500 solo al Marco Polo. Sono fermi da novembre 2019, senza tutele, nonostante gli anni di esperienza. Mentre nel turismo la stagionalità è stata sostenuta, il pezzettino che riguarda l'ambito aeroportuale non ha avuto nessun tipo di sostegno. I sindacati chiedono una regia della Regione per i problemi dei tanti lavoratori degli aeroporti veneti. Per far sì che i lavoratori abbiano un minimo di prospettiva futura. Sono migliaia e migliaia di persone, i numeri probabilmente sfuggono ai più, ma sono migliaia di persone. Cronaca incidente mortale intorno alle 13 di oggi lungo la Romea. Siamo a Cavanella d'Adige, ai piedi del ponte, a perdere la vita un giovane chioggiotto di 23 anni, Michele Scarpa, in sella ad una moto che si è scontrata contro una Citroën C3. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravissime, è morto poco dopo l'impatto, gravi le lesioni riportate. A causa dell'urto, infatti, la moto di Scarpa è volata a diversi metri di distanza con il corpo del motociclista che poi è finito
subito contro il Garrey. Stando ad una prima ricostruzione, auto e moto viaggiavano nella stessa direzione, ovvero Venezia. L'impatto sarebbe avvenuto quando l'auto si è fermata per svoltare a sinistra. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo. Il traffico lungo la Romea è andato in tilt. Dovremmo collegarci adesso con la nostra Vanessa Banzato da Rosà. Alle 17 i funerali di Michele Merlo. Vanessa, buonasera. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici, buonasera Anna. Si è appena concluso, sentite gli ultimi applausi, appena conclusa la cerimonia funebre qui allo stadio Tony Zen a Rosà per ricordare appunto Michele Merlo. L'ultimo saluto al cantautore di 28 anni che si è spento all'ospedale Maggiore di Bologna, dove appunto era stato ricoverato d'urgenza per un'emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante. Tantissime le persone presenti, almeno 500 all'interno, tra l'altro tutte quante regolate da un pass, quindi avevano tutte quante una sorta di biglietto per poter entrare ad assistere alla cerimonia, e al fuori c'era davvero altrettanta gente, forse ancora di più, tantissime persone, giovani, non giovani, che hanno voluto ricordare Michele, l'ultimo saluto. Tra l'altro si sono recati per l'ultimo saluto a Michele alla famiglia, perché sono anche amici di famiglia, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, tantissimi esponenti, tantissimi sindaci del comprensorio, esponenti regionali. C'era l'assessora rosatese, tra l'altro alla sanità, Manuela Lanzarin, ma c'era anche l'assessora Elena Donazzà, la collega Donazzà della regione, quindi proprio tantissime persone che hanno voluto ricordare Michele Merlo. E poi gli interventi sul palco, amici, amiche, la cugina che ha fatto un toccante ricordo di Michele, la musica, con addirittura il figlio di Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli, che si è esibito in un brano che tra l'altro aveva eseguito lo stesso Michele. Tanta musica, tanta poesia, tante parole e un grande saluto a questo giovane. Ecco, si vedono la mamma e il papà Domenica e mamma Katia appena inquadrati, un dolore enorme per loro, tanta emozione, tanta commozione in questa giornata davvero speciale. Quello che è emerso è proprio questo spirito di questo ragazzo di 28 anni che, innamorato della musica, innamorato della vita, che ha lasciato davvero tanto di lui. E la cugina, ecco, vedete appunto Matteo Salvini, c'era anche l'assessora regionale Lanzarini inquadrati, le persone hanno detto ci lascia tanto dolore perché ci ha dato tanto amore, quindi questo penso che sia il messaggio più bello che è stato lanciato oggi, Anna. Grazie Vanessa, grazie mille. Vanessa Banzato in diretta da Rosà. Avete sentito dunque appena terminato il funerale del giovanissimo Michele Merlo, strappato alla vita troppo presto. E chi invece sta lottando per tornare alla vita è il campione Alex Zanardi. Le sue condizioni restano stazionarie. Un anno fa l'incidente. Un anno di lotte e di speranza. Non sta mollando Alex Zanardi, ricoverato all'ospedale di Vicenza, unità gravi cerebrolesioni, dopo il terribile schianto contro un camion mentre correva sulla sua handbike in Toscana sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico. 12 mesi, 5 diversi ospedali, più di 10 operazioni. Accanto a lui la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Nel 2001 in Germania il primo grave incidente che costò ad Alex Zanardi l'amputazione di entrambe le gambe. Da campione vero lui si rialzò e riprese a gareggiare. In tanti lo aspettano, in tanti sperano con lui a Noventa Padovana, dove risiede, e in Italia, dove è straordinariamente amato per la sua eccezionale voglia di vivere. Pochi secondi di pubblicità, linea alla regia. Ripartiamo dal Santo dopo il successo della lunga diretta di domenica, partita all'alba alle 5 del mattino. Domenica questa una nuova diretta per raccontarvi il viaggio di ritorno della reliquia di Sant'Antonio dalla Basilica a Venezia.
Sarà un pellegrinaggio via acqua quello che domenica riporterà a Venezia la reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio. Dopo la lunga diretta del 13 giugno, Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, seguirà passo dopo passo anche il ritorno alla Basilica della Salute dopo una settimana di devozione a Padova. Il viaggio verso la laguna inizierà alle 12. A partire dalle 10:30 invece comincerà la nostra diretta, che salirà a bordo dei mezzi acqui dall'imbarcadero del Portello a Padova e seguirà il pellegrinaggio lungo il fiume Brenta, percorrendo le chiuse fluviali sino alla laguna, seguendo lo stesso tragitto che la reliquia fece nel 1652, quando fu donata alla Repubblica Serenissima, e facendo alcune soste nelle parrocchie di Stra, Dolo, Mira e Oriago per un saluto alle comunità. Intorno alle 18:15 la reliquia sarà accolta a Venezia dal patriarca Francesco Moraglia e poi sarà trasbordata sulla Dogaressa Bianca, l'imbarcazione storica per accompagnare i pontefici in visita a Venezia. Lungo il Canal Grande arriverà poi alla Basilica della Salute per la messa solenne, che sarà sempre in diretta su Rete Veneta, atto conclusivo di questa straordinaria settimana di festa per Sant'Antonio. Conferma la segreteria regionale del sindacato dei giornalisti del Veneto per Monica Andolfatto. Nella relazione introduttiva Andolfatto ha riassunto l'impegno degli anni trascorsi e posto l'accento sul futuro. Su quale sindacato vogliamo, ha detto, e quale sindacato siamo in grado di costruire per dare un futuro all'informazione. Tra i punti saldi il lavoro equamente retribuito, base per la libertà di informare di ogni cronista, il diritto di essere informati dei cittadini, il contrasto al linguaggio dell'odio, della violenza, delle minacce dei potenti e dei leoni da tastiera, il rapporto con gli altri organismi della categoria e con le istituzioni. Dunque un buon lavoro a Monica Andolfatto. Siamo allo sport, il Padova ha perso con Alessandria e per i biancoscudati è tempo di dire addio alla Serie B, tifosi delusi ma ci dicono siamo abituati a soffrire. Facce eloquenti, quelle dei tifosi padovani davanti alla televisione, nella tana dell'Associazione dei Club Biancoscudati al bocciodromo di via Vermigli. Il cronometro di Alessandria Padova va avanti, ma gli 11 di Mandorlini non la buttano dentro nemmeno dopo i supplementari. Si va ai rigori e basta un errore padovano dai 9 metri per mandare in Serie B i piemontesi. Addio a un'annata strana dominata per quasi tutto il calendario fino al vantaggio di 6 punti, recuperato poi dagli avversari e alla lotteria dei rigori. Nella tana biancoscudata c'è incredulità, anche se da tempo, dicono, ci si è abituati a soffrire. Siamo stati in testa fino a 5 giornate dalla fine e poi da quella mano de Dios, de no altri, di Gomez, sappiamo com'è andata a finire. Ma vabbè, faremo un altro campionato, ci riprenderemo, spero presto. Dura da mandare giù? Abbastanza. Perché? È stata un'annata strana del Padova però. Perché si è mangiato la Serie B un paio di volte, quando era in vantaggio di 6 punti, che un po' alla volta 1 o 2 se li è mangiati tutti, e anche questa partita qua non si può sprecare un'occasione davanti al portiere e sbagliare il gol. Il tifoso biancoscudato prova a consolarsi con un piatto padovano d'eccellenza, risi e bisi, per togliere l'amaro dalla bocca. E dovevamo vincere la metà campionato ormai, e dopo abbiamo perso, cosa vuoi dire? Avevamo le occasioni giuste per metterla dentro, matematico che dopo la perdi. Nel Padova... Una lotteria, non è che sia... Ma nel Padova di quest'anno cos'è mancato secondo lei? Ma non è mancato, abbiamo giocato a livelli delle altre squadre. Il problema è che se la siamo mangiati noi con i 7 punti che avevamo di vantaggio. E quelli là dovevamo gestirli diversamente, molto diversamente. Questo era l'ultimo servizio, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Benvenuti al meteo. L'intensa ondata di calore in atto toccherà l'apice nel corso del fine settimana, quando il tempo sarà buono e il clima davvero rovente. Il dettaglio di sabato 19 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, la nostra grafica infatti ci mostra un cielo sereno e sgombro da nubi dappertutto. Nel corso del pomeriggio poi saranno possibili i consueti temporali di calore sui rilievi e sulle zone pedemontane. Come detto, caldo intenso e afoso con temperature minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi invece che arriveranno a segnare i 35 gradi. Ci
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento su tutti i settori, in montagna qualche acquazzone a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 29-32 gradi. Infine diamo uno sguardo insieme al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, quantomeno inizialmente, a seguire qualche rovescio sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 34-35 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.